Location, Michela Ferro. Benvenuti a tutti. Vi ringrazio della vostra presenza così sorprendentemente numerosa. Questo luogo è stato creato come una biblioteca con l'intenzione anche di dare spazio alla cultura. Cultura non solo del vino, ma cultura a 360 gradi. In questo spazio già noi dedichiamo molta attenzione al vino, facciamo corsi di degustazione e degustazioni. Questa sera cominciamo con una nuova serie di eventi in cui daremo spazio a autori e libri di vari generi. Passo il microfono a Maria Chiara. Buona serata a tutti. Iniziamo oggi il primo di una serie di aperitivi letterari in questa splendida location che è anche il, non so se lo sapete, il wine shop, l'enoteca più grande d'Europa. E questa sera il connubio tra il vino e la letteratura è un connubio voluto, perché in questo luogo si fa cultura del vino, del resto vinum dolce gloriosum redit hominem securum, perché sappiamo che il vino scioglie tutti i freni inibitori e quindi ci rende più sicuri e quindi più creativi. Ma non solo, parliamo di vino, di cibo, ma anche di scrittura che libera la mente. Scrivendi rette il sapere, il buon senso dello scrivere. Voluta è stata anche la scelta di iniziare con un amico, uno scrittore, Alessandro Coppo, che sappiamo è anche stato promotore del premio letterario Pruno alla città di Castelfranco, la prima edizione che ha avuto un grande successo all'accademico, ma anche della prima edizione della fiera letteraria Castelfranco Legge, che proprio punta a far uscire i libri dalle biblioteche per viverli in altre location come questa del resto, no? Allora, iniziamo. Dove iniziamo qui? Allora, questo libro iniziamo con... Prima di tutto, ciao, e fatemi un sorriso perché c'è gente che mi fa foto. Ok. 40 like su Instagram entro stasera. L'hai detto quando gliel'ho fatto conoscere. Bene, no, intanto tra un po' vedremo anche le immagini del cooking show, giusto? Anzi, quando tu finisci di presentare faccio partire le immagini. Esatto. Allora, i miei tramezzini e i segreti della nostra cucina. Questo è il primo libro in Italia dedicato esclusivamente ai tramezzini. Spritz, pizza, babà, tramezzini. Sono tutti termini che rappresentano delle pietre miliari della nostra enogastronomia, giusto? Allora da chi è nata l'idea di scrivere questo libro? Allora, l'idea di scrivere un libro sui tramezzini nasce dall'editore di Panda Edizioni, Andrea Tragli, che è il signore con la telecamera, che sta pubblicando dei libri meravigliosi, tra l'altro ultimamente, fategli un applauso. A parte i miei. Ed è perché ha fatto tutto? l'altro volto del premio Prunola e di Castelfranco Legge. Abbiamo organizzato insieme sia il premio letterario sia la fiera. L'idea di scrivere un libro su tramezzini è sua, da conoscitore del mercato letterario. Un bel giorno si è presentato al Bistro San Giustino, sapete che io lavoro al Bistro San Giustino, che è gestito da mio padre ormai da quasi 10 anni, e mi ha detto: ascolta, mi piace come scrivi i libri, noi abbiamo già 2 pubblicazioni insieme, 2 libri di narrativa. Mi piace il tuo stile, mi piacciono i tuoi tramezzini. In questo momento il food and beverage è un settore che va molto 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 bene.
scrivimi un libro di narrativa. No, scrivimi un libro Food and Beverage, facciamo un ricettario sui tramezzini. L'idea è bellissima, alla fine si è concretizzata in questo libro che presentiamo stasera. Bellissima è stata la reazione del capitano Giacabru, che, come è anche citato nel libro, gli ha risposto: un libro sui tramezzini, un ricettario sui tramezzini, cosa ha avuto che venga fuori? Un libro da 5 pagine. A questo punto ci siamo messi giù e abbiamo cominciato a ragionare su tutti gli aspetti che stanno dietro alla preparazione dei tramezzini, quindi la scelta del pane, le salse, la maionese, come gestire gli ingredienti e via dicendo. E alla fine ci siamo resi conto che non era una cosa semplicissima. Ci abbiamo messo 2 mesi tra una cosa e l'altra. Ogni giorno io intervistavo mio padre, dopo... Cosa sta succedendo? Adesso ti avvicino al microfono, si sente poco? Va bene, alziamo il volume. Ogni giorno andavo a intervistare mio padre, dopo l'intervista mi chiudevo in cameretta a scrivere le ricette e via dicendo, il giorno dopo le sottoponevamo a Laura, che era la nostra cuoca, e giorno dopo giorno abbiamo creato questo ricettario che guida la persona dall'inizio alla fine, dalla scelta del pane al taglio finale del tramezzino. Quello che state vedendo adesso, in questo momento loro stanno creando un tramezzino da zero. Quindi dal taglio del pane fino dal taglio iniziale, quando viene spalmata la maionese e tutto, fino al taglio finale. Poi potremo vederlo nel dettaglio. Però non è venuto fuori il libro da 5 pagine perché Alessandra è uno studioso. E allora lo dice che qui troverete prima di tutto una breve storia del tramezzino che vi permetterà di bollarvi alla prima cena a casa di amici raccontando tutti gli aneddoti legati al tramezzino, vero? E allora raccontaci l'etimologia di tramezzo, tramezzino. Sì, oltre alle ricette trovate tutta una serie di curiosità, tra cui una brevissima storia che è sempre bello quando si è a casa di amici dire: guarda, ti ho portato una serie di tramezzini, ma lo sai perché si chiama tramezzino? Allora, tramezzino è un termine inventato da D'Annunzio. Siamo in epoca fascista. Sapete che in quel periodo tutti i termini stranieri venivano italianizzati, quindi non c'era Mickey Mouse, c'era Topolino, quindi qualsiasi cosa veniva portata in italiano. Il termine sandwich, perché il sandwich, il panino è così come lo conosciamo, possiamo dire che sia un'invenzione inglese dal conte di Sandwich, trovate tutto anche questo nel libro, sempre a livello di curiosità. Sandwich non andava bene, D'Annunzio, assaggiando i tramezzini a Torino, perché il tramezzino non è stato importato in Italia inizialmente non a Venezia ma a Torino, poi è trovato Torino sempre a Venezia, decise di chiamarlo tramezzino, tramezzo, per indicare appunto che è una pausa, uno snack da pausa e non... molti pensano che abbia a che fare con la forma, no, anche perché si possono fare in diverse forme, rotolati e via dicendo, anche se noi sinceramente lo sconsigliamo, fateli come facciamo noi che vengono meglio. Questo libro a chi è dedicato? Per chi l'hai scritto? Allora, questo libro è scritto sia per chi, per i nostri clienti, prima di tutto, quelli che ci seguono da tantissimi anni, perché come dicevo prima, il Bistro San Giustino è aperto da quasi 10 anni. Tuttavia, che la nostra famiglia lavora a Castelfranco, mio padre si è trasferito a Castelfranco intorno all'82, 84, sì, 84. E da là non ce ne siamo praticamente mai andati. Laura lavora con noi se noi siamo venuti nell'84, Laura dal 68. Era così grande. Era grande. Ecco. E quindi è una collaborazione che va avanti da decenni, per cui i nostri servizi sono molto conosciuti. È chiaro che la gente ci chiede continuamente come fare a fare questo, come fare a fare l'altro, come fare a fare quest'altro. Il segreto della zucca gratinata, che sembra una stupidaggine, però c'è tutta una preparazione dietro. E quindi i nostri clienti riconoscono, capiscono che c'è un lavoro dietro importante, un lavoro di ricerca sulle materie prime, sul trattamento delle materie
prime e via dicendo. E quindi per soddisfare la curiosità dei nostri clienti e per tutti quelli che vogliono cimentarsi a fare a casa, perché sembra niente, però fare un tramezzino buono non è niente, altrimenti noi non ne venderemo qualche centinaio al giorno. Giusto? Sì. Infatti, se non fosse stato per un mio amico che aveva letto un articolo sui suoi tramezzini, io non avrei mai scoperto che a pochi passi da casa mia c'è il bistrò dove si trovano i tramezzini più buoni del Veneto e non solo probabilmente. Sì, anche questo è uno dei motivi che ha portato alla creazione del libro. Noi siamo stati citati su diversi siti internet, in particolare su Tonight l'anno scorso, in cui è stata stilata una classifica dei migliori luoghi dove degustare tramezzini in Veneto e in Italia. Chiaramente tramezzino, oggi come oggi, a parte Torino, è Veneto e in particolare le province di Venezia e di Treviso. E siamo risultati al primo posto. Questo articolo è rimbalzato sui social network e da lì abbiamo avuto un mese di spalmaggio dalla mattina alla sera, perché abbiamo avuto il nostro mese di notorietà, diciamo. Tanta gente, come nel tuo caso, che anche Maria Chiara è una nostra affezionata cliente, diciamolo, è venuta a complimentarci via dicendo e continuiamo a venderne parecchi anche in riferimento a quell'articolo che ogni tanto tra l'altro risalta fuori sempre sui social network, e per me è stata una grande soddisfazione oltre che una grande pubblicità. Poi secondo me è nato anche è scattata un po' la molla bravissima, dell'orgoglio castellano, dell'appartenenza al paese. C'è gente che ci diceva migliori tramezzini ce li abbiamo noi a Castello. Sono sempre cose simpatiche, è sempre carino, è sempre bello vedere, è bello anche vedere il turista che viene a Castelfranco, dice vabbè vado a fare una passeggiata, dove vado? No, vado a Castelfranco perché so che lì c'è un posto dove fanno i tramezzini più buoni del Veneto. È recente la cosa che abbiamo guadagnato una cliente di Asolo che una volta ogni 10 giorni viene da noi in seguito a un tuo articolo, tra l'altro relativo al libro, che ha letto, dopo aver letto questo articolo sul Gazzettino, è diventata una nostra cliente affezionata. Una volta ogni settimana, 10 giorni così parte, viene giù da Asolo per prendere i vassoi e portarli su. E si è portata anche a casa 3 copie del libro, tra l'altro per andare ai parenti, quindi la cosa ci fa estremamente piacere. Ecco. Allora, sfogliando le pagine di questo ricettario si trova più volte Mirko, noto volto del bistrò e non solo. Allora chiedo ad Alessandro, cosa significa portare avanti il background di famiglia, portando avanti la tradizione che Mirko ti ha insegnato, ti ha trasmesso? Allora, premesso, adesso te voglio. la nostra famiglia, a partire da mio nonno, è una famiglia di ristoratori. Mio nonno, mio zio, mio padre. Ora, io sono il figlio di Mirko e lo dico con orgoglio, nel senso che quando vado in giro e mi riconoscono perché sono il figlio di Mirko è una garanzia di qualità, un collegno. E questa è una cosa bella, perché quando vedi la gente che parla bene di tuo padre è una soddisfazione, non ci si può fare niente, cioè è bello e basta. Sapere che il mio lavoro, in questo caso il mio libro, i miei libri in generale, tutto quello che faccio è in qualche modo legato alla mia parte, alla mia famiglia, a quello che ha fatto lui, mi dà una grande soddisfazione ed è importante perché sento che sto continuando qualcosa che è cominciato bene e che sta continuando bene. Cioè ci manteniamo, oggi siete in tanti,
vedo gente che conosco, vedo gente che non conosco. E siete venuti qui perché abbiamo fatto una buona pubblicità, abbiamo scritto un buon libro, vendiamo dei buoni tramezzini e via dicendo. E tutto questo mi fa pensare che sto facendo bene come stava facendo bene mio padre. E questa è prima di tutto una grande soddisfazione per me e per la nostra famiglia. Tra le varie, bravo, sì. Paolo. Tra le varie curiosità ci sono alcuni tramezzini molto particolari, vero? Ho letto di un tramezzino con la liquirizia addirittura, vero? Eccolo qua. Allora come si prepara? Come è fatto? Perché tu hai scritto che i tramezzini soprattutto li mangi, giusto? Non è che li prepari, però sai bene come hai studiato, come si fanno. Allora, lo scritto proprio nell'introduzione. Io i tramezzini non li faccio, io i tramezzini li mangio. E propri anche, perché è possibile. I tramezzini più venduti ovviamente sono i classici, prosciutto e funghi, tonno e uova, tonno e cipolline, porchetta e peperoni no. Porchetta e peperoni no. Buonissimo caldo, i nostri peperoni sono spellati quindi non ti tornano su, però no, perché la gente... Tuttavia noi ovviamente sperimentiamo continuamente nuovi gusti, l'ultimo l'abbiamo inventato 3 giorni fa che non c'è nel libro appunto perché di questa settimana con le carote gratinate che è una cosa meravigliosa, poi con gorgonzola. Ora Laura vi farà vedere la preparazione di un tramezzino molto particolare, perché è un tramezzino fatto con porchetta, arancia e polvere di liquirizia. Allora, questo è un tramezzino particolarmente fresco, dove con ingredienti che normalmente una persona non associerebbe al salato, perché l'arancia e la liquirizia all'interno del tramezzino, che è appunto salato, sembra stonare un po'. In realtà la liquirizia si può usare benissimo anche sui primi piatti e via dicendo. E l'arancia con la porchetta ci sta benissimo, tant'è vero che ti viene a pensare al maiale, con la mela, con l'arancia e via dicendo. Allora, in questo momento Laura sta spalma la maionese sul tramezzino, che è sempre un filo tra l'altro di maionese. Tutti quelli che dicono no, io non mangio il tramezzino perché non mi piace la maionese, tipo quella ragazza di che sta ridendo. Ma non è che deve diventare un bagno di maionese con un po' di pane, deve essere appena spalmata, perché conferisce sia sapore sia morbidezza al prodotto finale. Dopo chiaramente la maionese fatta in casa è tutta un'altra cosa, noi nei locali si utilizza per la pastorizzata per motivi di igiene, diventa proprio papale. Questo tramezzino qua l'ha inventato Laura in un momento nel suo periodo blu. Vuoi dire qualcosa? Eccolo qua. Me lo metto. E qua abbiamo il primo piano. Già vederlo così è buono, fidatevi che è molto buono. Molto buono, soprattutto anche caldo. Noi li facciamo anche caldi su una piastra specifica, lo spiego anche nel libro. C'è il modo di tostarli senza che diventino, senza cucinare la maionese, diciamo. Se si utilizza una piastra molto calda e il pane diventa leggermente croccante, il tramezzino ne guadagna tantissimo. È una cosa che non è usuale vedere in giro, però ecco. Loro li stanno preparando, più tardi avremo una piccola degustazione qua e poi c'è l'aperitivo di là. Work in progress. Cosa stai combinando in questo periodo e quali sono i tuoi progetti letterari? Allora, adesso ci stiamo occupando ovviamente della promozione di questo libro, che siamo molto contenti, perché mi dicevano prima che è finito dal distributore, quindi sono molto contento. Ecco. Sto ultimando in questo periodo, dopo la faticaccia... Laura, mi stai facendo proprio qualcosa nuova? No. Porca miseria, l'unico che non mi piace. Perché piace a tutti i tonni cipollini?
vedete che Allora facciamo solo le cipolline per l'elettricità da Daniele. fai le cose pulire per la Daniela. Come viene disposto, scusa se mi divago un attimo, la disposizione degli ingredienti non è scontata. Vedete che ha lasciato 1 centimetro per parte sul pane. Adesso io potrei parlare 8 ore solo del pane, c'è scritto nel libro, va bene così. Viene lasciato 1 centimetro per parte. La quantità di tonno, la quantità di cipollina non è eccessiva. Inoltre, se notate, non è stata spalmata questa prima fetta di pane qua, viene spalmata solo la parte superiore. Perché questo? Perché essendo una salsa tonnata c'è già presente la quantità di maionese necessaria per mantenere morbido il prodotto. E adesso passeranno. Dicevo, progetti futuri, a parte mangiare il tramezzino se lo fanno con una bomba, sto ultimando adesso il mio prossimo libro che sarà una guida sul mondo della birra. È un anno che ci lavoro, perché l'argomento è sconfinato, qua lo sanno benissimo da ferro. Sarà una guida che prenderà un po' tutti gli stili principali della birra, ovviamente la divisione tra lager, ale e fermentazione spontanea, relazione degli lieviti utilizzati, i vari tipi di birra, visto l'esplosione delle birre artigianali che c'è stata negli ultimi 2 anni, ed è una guida molto piacevole che è stata travagliata, nel senso che riuscire a riassumere tutto in un libricino che fosse scorrevole è stato duro, però se Dio vuole è quasi finita e penso che finiranno le prossime settimane, probabilmente tra 6 mesi lo penso, vediamo se il mio editore lo ritiene valido. Ma vediamo. Poi sono orgoglioso di poter dire che uscirà fra poco, proprio fra pochissimo, un libro bellissimo del quale ho scritto la prefazione di Cristiano Brino, che è in sala, che è menzione d'onore al premio Brunola. Applauso. Non posso svelare il titolo, è bellissimo, e che l'ho letto, mi è piaciuto tantissimo, l'ho letto in un giorno tra l'altro, e quindi la prossima cosa mia che finirà in libreria è la prefazione al libro di un altro del Cristiano, che però va bene così perché è veramente un grande libro. E per il momento ci fermiamo, ho altre cose ma per il momento ci fermiamo. Poi, a grande richiesta, in questo libro che contiene 32-33 ricette, più le varianti, perché ce ne sono tantissime, c'è anche un dulcis in fondo, a grande richiesta, il tiramisù personalizzato, vero? Allora, sto cercando la pagina giusta. Eccolo qua, pagina 100 totalità. Stavo scrivendo un libro sui tramezzini. Un giorno arriva una mia cara amica che è presente qua e mi faccio, sai, sto scrivendo un libro sui tramezzini, con tutte le ricette di tramezzini. E lei candidamente mi ha risposto, senti, ma la ricetta del tiramisù ce la metti, vero? Quando una persona te lo dice così, dici come faccio? Allora, il tiramisù è il dolce trevigiano. Stranamente, pensavo fosse una cosa di dominio comune, l'ho scoperto nell'ultimo mese, quando è uscito il libro, molti pensano sia semplicemente un dolce italiano o veneto. No, è un dolce nato a Treviso. C'è un luogo ben preciso dove è nato, un locale ben preciso dove è nato, ed è un dolce tra l'altro recentissimo, cioè, ha meno di 100 anni, parliamo di qualcosa. Bene. Noi facciamo nel nostro locale, prepariamo piatti tradizionali di ogni salsa, per dirne 2 a caso, il baccalà, il mantecato, la vicentina. Ovviamente prepariamo anche il tiramisù, essendo a 25 km da Treviso. Lo proponiamo rivisitato a modo nostro, quindi particolarmente leggero, con una crema particolarmente morbida, poi facciamo tutta una serie di varianti.
ed è estremamente apprezzato, tant'è vero che ci sono stati dei clienti che si sono portati a casa il libro dopo aver visto che c'era la ricetta sul tiramisù. A noi capita di avere clienti che arrivano, ordinano da mangiare e appena arrivano si fanno mettere via per dopo un tot di tiramisù perché rischiano di andare esauriti, essendo tutti prodotti freschi. Ovviamente ci sono dei limiti numerici ebbene, spero che serva perché la gente, in questo caso l'ho fatto perché la gente se lo possa fare a casa, proprio tornando alla primissima domanda per chi è stato scritto questo libro. Mi piacerebbe che la gente lo facesse a casa, spero che Luisa impari a farlo a casa, visto che lei mi ha chiesto di fare tiramisù, anche se non è semplice. Il tiramisù, come i tramezzini, due cose tipicamente nostrane, sono cose semplicissime da preparare. Proprio nelle cose semplici ci sono le maggiori difficoltà, la scelta del pane, come fare la maionese, nel caso del tiramisù come montare le bumi. Sono piccolissime cose che però messe insieme, ad esempio quanto deve essere lavorato il caffè, quanto zucchero, che tipo di liquore inserire per togliere l'odore da freschin, che non c'è una traduzione in italiano, ma non esiste in italiano. Freschin è un termine nostro per rendere l'idea, non c'è odore di pesce. Okay. D'altra parte la mia compagna, mia moglie, dice sempre che per capire se una pasticceria sa fare le pastarelle, bisogna mangiare il cannolo, che è la pasta più stupida che c'è, perché è semplicemente la pasta sfoglia con la crema dentro. Se non sai fare la crema, non sai fare la pasta sfoglia, dove vuoi andare? Il discorso è uguale. I tramezzini e i tiramisù sono dei prodotti semplicissimi, però tante cose piccole e semplici messe insieme diventano una montagna e fanno la differenza tra il nostro prodotto che va bene, siamo contenti perché abbiamo un bellissimo risponso dal pubblico, e certe cose che si mangiano in giro soprassediamo. Quanto tempo ci vuole allora per preparare? Perché li hanno preparati tutti in diretta questi? Quanti ne avete preparati? Sino a qua ci preoccupiamo. Quanti? Deve raccontare la storia del tiramisù, dove è nato e come. C'è da discutere anche poi. Sì. Perché non fa fare il tiramisù? Mi era passato per riportarlo anche il tiramisù, l'idea di portare anche il tiramisù e tutto. È che non ne avevamo più fuori e quindi abbiamo glissato. Concentriamoci sul tramezzino. Il tempo di preparazione del tramezzino di per sé si fa prestissimo. Avete visto che ne erano preparati 2 vassoi finché noi stavamo parlando, una quarantina, così in tranquillità. Il problema è che, come diceva adesso mio padre, avevano le salse pronte, avevano tutto pronto, ed è quella la parte difficile. Quindi avere i salumi affettati nel modo corretto, sapere come disporli, le tecniche è un altro discorso, però le salse, noi pensiamo che la gente a casa, tanti ci dicono: ma avete svelato i vostri segreti? Ah, adesso la gente se li fa da soli. No, perché per fare 4 gusti di tramezzini servono 4 tipi di salse diverse, oppure gli affettati differenti, gli ingredienti differenti, tutti devono essere cotti, prima trattati e dopo cotti in determinate maniere, e non è semplice. Per fare la zucca gratinata ci vuole, immaginate che bisogna prendere la zucca, togliere la scorza, tagliarla a metà, farla a rondelle, esporla, pan grattato e via dicendo. Dopo l'assemblaggio è velocissimo, però il lavoro che sta prima è infinito. Allora, 2 domande. Una, cosa si beve quando si mangia un tramezzino? Qual è l'abbinamento migliore? Allora, prosecco, oppure se siete Daniele uno spizza Campari senza l'oliva. Allora, il tramezzino è
un tipico prodotto da aperitivo. Potremmo discutere per ore dell'abbinamento con particolari vini rossi, particolari vini bianchi, in relazione ovviamente alla farcitura. È chiaro che un tramezzino con soppressa asiago, quasi quasi un vinello rosso magari non eccessivamente forte, un cabernet uno strano, semplicissimo, un merlot, ma qui c'è la nobile che diventa eccessivo coprigusto, ci starebbe bene. Tuttavia, a mio avviso, essendo un prodotto d'aperitivo e comunque con dei sapori non eccessivamente forti, perché comunque c'è il pane che smorza, io consiglio sempre a tutti di andare su dei vini bianchi, tranquillissimi, frizzanti possibilmente, quindi nel nostro caso il prosecco, o comunque un brut, un metodo classico di giudizio. Francamente eviterei la birra, a meno che non andiamo su qualche pils molto leggera, sì, ecco, una pils leggerina ci starebbe bene. Cose più corpose no, perché si va a contrastare si vanno a contrastare i sapori. Adesso ci avviciniamo ovviamente all'aperitivo, perché adesso ci è venuta anche sete, però mi è passata agli occhi una frase. Allora, peperoni rossi e gialli, evitate quelli verdi perché ha un colore spiegato e non risalta abbastanza. Quanto conta l'immagine? C'è anche un'immagine per il tramezzino, allora. Allora, il libro è farcito anche di queste cose qua. Nel senso, se dovete fare un tramezzino deve essere buono, ma deve essere anche bello. Cioè, la presentazione è fondamentale su qualsiasi piatto, questo lo sappiamo. Nel caso di questa frase qua, i peperoni verdi, dai, viene brutto, ci sono quelli gialli, ci sono quelli rossi, usate quelli gialli e quelli rossi. La stessa cosa, una cosa simile è scritta sul capitolo della maionese, dove c'è scritto che il pepe nella c'è anche è spiegato come fa la maionese, c'è scritto se volete mettere il pepe nella maionese potete metterlo, non è necessario, però se a una persona piace si può mettere. Certo, mettete il pepe bianco, perché se mettete il pepe nero cosa succede? Pepe nero. E fuori la maionese a puntini neri, che è una cosa orribile da vedere, cioè, verrebbe fuori sta cosa che esattamente, orribile. Ci sono anche questi dettagli, qua si parla di estetica, ma anche dal punto di vista culinario ci sono delle piccole raccomandazioni all'interno del libro. Ad esempio, viene spiegato come fare il baccalà mantecato, c'è tutta la ricetta del baccalà mantecato perché facciamo i tramezzini del baccalà mantecato. Viene spiegato che l'olio d'oliva, sì, l'olio d'oliva è sicuramente un olio di altissima qualità e tutto quello che volete, però i semi, tenetevelo, cioè usate più olio di semi che olio d'oliva, perché io capisco la qualità, ma dopo vi informo per i termini tecnici. Si può usare olio di semi di alta qualità? Sì, certamente, si può usare olio di semi di alta qualità, l'olio d'oliva è pesante, invece la gente tendenzialmente fa ragionamento, ma io metto olio d'oliva perché l'olio extravergine è buonissimo, è altissima qualità. No, non esageriamo. Oppure consigli molto pratici del tipo dovete fare il baccalà, sì, quando lo mettete a bagno, fate attenzione a dove lo mettete a bagno, perché se lo mettete in cucina, domani mattina, quando vi sveglierete, casa vostra, i signori del mano che l'hanno fatto, sembrerà di essere al porto di Londra, con questo profumo da freschini. Sono piccoli dettagli, però sono piccoli dettagli che ci salvano la vita. Allora adesso intanto vi faccio autografare il mio libro, che poi chiunque di voi può trovare dietro da Camilla. Cosa mi scrivi? E poi tra un po' we move to another place of this wonderful place, wine shop, with the magic DJ Daniele Baldi, che scalderà l'atmosfera, mentre di là c'è il bar aperto perché qua si mangia bene ma soprattutto si beve benissimo, vero?